Il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio, emanato per arginare ancora una volta l'emergenza coronavirus, rivoluziona nuovamente il trasporto pubblico locale. Da mercoledì si cambia e questa volta si ferma anche il tram, che verrà sostituito con degli autobus. Questo perché i padovani, giustamente, non stanno uscendo di casa e lo stanno usando meno, rendendo più funzionale l'uso dei bus. Non solo questo, ci sarà anche una revisione degli orari delle linee urbane ed extraurbane. Per quanto riguarda l'urbano rimarrà uguale a quello che esiste già oggi la mattinata, mentre verranno diradate alcune corse nel pomeriggio. Corre già in realtà un servizio a chiamata, un'estensione del servizio Nightbus per tutti coloro che si debbano muovere, che abbiano impellenti necessità. Per tutti gli altri l'invito ovviamente è quello di rimanere a casa. Per quanto riguarda l'extraurbano verranno modificate anche lì ulteriori corse, l'invito ad andare sul sito di Bus Italia Veneto e vedere quali corse rimarranno attive. La domenica il servizio è sospeso già sull'urbano e per l'extraurbano di fatto rimarrà in piedi solamente la linea Sottomarina Padova. Inoltre da domani sostituiremo il tram con degli autobus che effettueranno il servizio, quello festivo, dell'orario festivo del tram. Questa scelta è dovuta al fatto che il tram è pensato per grosse masse di persone, per grossi numeri. In questi giorni abbiamo pochissimi passeggeri, poche unità, segno che i padovani si stanno comportando bene e esce solo chi effettivamente ha bisogno di farlo. Quindi per tutte le informazioni che ho qui elencato, l'invito è andare sul sito di Bus Italia Veneto per vedere tutte le corse e l'invito è di uscire esclusivamente se c'è una necessità.